Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna c'è un'espressione di Gesù che sempre ci colpisce e ci interroga. Mentre è in cammino con i suoi discepoli, egli dice: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso». Di quale fuoco sta parlando? E che significato hanno queste parole per noi oggi, questo fuoco che Gesù porta? Come sappiamo, Gesù è venuto a portare nel mondo il Vangelo, cioè la buona notizia dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Perciò ci sta dicendo che il Vangelo è come un fuoco, perché si tratta di un messaggio che, quando irrompe nella storia, brucia i vecchi equilibri del vivere. Brucia i vecchi equilibri del vivere. Sfida a uscire dall'individualismo. Sfida a vincere l'egoismo. Sfida a passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla vita nuova del risorto, di Gesù risorto. Il Vangelo, cioè, non lascia le cose come stanno. Quando passa il Vangelo e ha ascoltato, ricevuto, le cose non rimangono come stanno. Il Vangelo provoca il cambiamento e invita alla conversione. Non dispensa una falsa pace intimistica, ma accende un'inquietudine che ci mette in cammino, ci spinge ad aprirci a Dio e ai fratelli. È proprio come il fuoco, mentre ci riscalda con l'amore di Dio, vuole bruciare i nostri egoismi, illuminare i lati oscuri della vita, tutti ne abbiamo, consumare i falsi idoli che ci rendono schiavi. Sulla scia dei profeti biblici, pensiamo per esempio a Elia, a Geremia, Gesù è acceso dal fuoco dell'amore di Dio e per farlo divampare nel mondo si spende in prima persona, amando fino alla fine, cioè fino alla morte e alla morte di croce. Egli è ricolmo di Spirito Santo, che è paragonato al fuoco e con la sua luce e la sua forza svela il volto misericordioso di Dio e dà pienezza a quanti sono considerati perduti, abbatte le barriere dell'emarginazione, guarisce le ferite del corpo e dell'anima, rinnova una religiosità ridotta a pratiche esteriori. Per questo è fuoco, cambia, purifica. Che cosa significa dunque per noi, per ognuno di noi, per me, per voi, per te? Che cosa significa per noi questa parola di Gesù, del fuoco? Ci invita a riaccendere la fiamma della fede, perché essa non diventi una realtà secondaria o un mezzo di benessere individuale che ci fa evadere dalle sfide della vita e dall'impegno della Chiesa e della società. Infatti, diceva un teologo, la fede in Dio ci rassicura, ma non come vorremmo noi. Cioè non per procurarci un'illusione paralizzante o una soddisfazione beata, ma per permetterci di agire. La fede, insomma, non è una ninna nanna che ci culla per farci addormentare. La fede vera è un fuoco acceso per farci stare desti e operosi anche nella notte. E allora possiamo domandarci, io sono appassionato al Vangelo? Io leggo spesso il Vangelo? Lo porto con me? La fede che professo e che celebro mi pone in una tranquillità beata oppure accende in me il fuoco della testimonianza? Possiamo chiedercelo anche come Chiesa. Nelle nostre comunità ardono il fuoco dello Spirito, la passione per la preghiera, per la carità, la gioia della fede? Oppure ci trasciniamo nella stanchezza, nell'abitudine, con la faccia smorta, il lamento sulle labbra e le chiacchiere ogni giorno? Così? Fratelli e sorelle, verifichiamoci su questo.
così che anche noi possiamo dire come Gesù, siamo accesi del fuoco dell'amore di Dio e vogliamo gettarlo nel mondo, portarlo a tutti, perché ciascuno scopra la tenerezza del Padre e sperimenti la gioia di Gesù, che allarga il cuore, e Gesù allarga il cuore e fa bella la vita. Preghiamo per questo la Vergine Santa, lei che ha accolto il fuoco dello Spirito Santo, interceda per noi.